Tutto pronto per i saldi invernali 2026. Sabato 3 gennaio, infatti, partiranno i ribassi in tutto il Veneto. Si stima che 2 famiglie su 3 si dedicheranno agli acquisti scontati. A Padova e provincia la stima dell'Ascom è di una spesa di circa 220 euro a famiglia. Abbiamo stimato la 220 euro a famiglia e vedremo se il dato sarà confermato alla fine dei saldi, però è più o meno una cifra che noi portiamo e constatiamo che da anni mantiene più o meno quella cifra. I saldi decretano la chiusura di una stagione che ha visto i commercianti sulle montagne russe. Ecco, per il primo anno abbiamo un po' di incertezza. È partito bene la stagione settembre, è partita bene ottobre. Abbiamo avuto un Black Friday a ridosso di Natale, quindi il Natale è stato molto più scarico. Poi abbiamo avuto la sfortuna della vigilia di Natale avere vento e pioggia, quindi i negozi di prossimità, i negozi dei centri storici hanno sofferto molto. Abbiamo anche un particolare quest'anno che i negozi di abbigliamento sono più scarichi perché i colleghi hanno comprato meno, quindi saranno dei saldi da valutare. Vedremo da sabato vedremo subito come sarà il termometro dei saldi. Tra i capi più acquistati sicuramente giacche, giubbotti e capispalla. Quali sono però i consigli per capire la genuinità dei saldi? Allora, innanzitutto il negozio fisico, il negozio di vicinato, abbiamo la possibilità di verificare il prezzo da settembre che arriva la merce fino ovviamente al momento dei saldi, quindi è un'etichetta che noi controlliamo sempre. Ricordiamo che sul cartellino dei saldi deve essere apposto il prezzo precedente, la percentuale di sconto e il prezzo attuale, quindi che siano questi dati qua. È possibile comunque cambiare anche la merce in caso di merce difettata che ha le stesse garanzie della merce non in saldo.